Responso incerto dai tradizionali falò epifanici accesi ieri sera in diverse località della regione. Per avere un'indicazione chiara si attende ora l'indicazione del Pignarul più importante, quello di Tarcento. La linea va a Udine ad Armando Mucchino. Non c'è proprio da stare allegri se credete nei responsi dei fuochi epifanici. Ieri notte si sono accesi quelli nei paesi dell'Isontino, della Bassa Friulana e nel Pordenonese. Quando il fumo non si è diretto verso ovest, a Sorelia Monte, quindi Chiapel-Sa che va per il Monte, presagio di miseria e emigrazione, è salito dritto, lasciando incertezza per i 12 mesi a venire. È quanto accaduto a Pertegada, in comune di Lattisana, alla 26esima edizione della Foghera Taltiliment, con una cerimonia iniziata in chiesa, con la benedizione dell'acqua e del fuoco portato poi in processione all'incontro con il Dio Tagliamento, al centro del quale, su una zattera ancorata, troneggiava una pira di 23 metri. In una suggestiva cornice musicale il fuoco è arrivato a bordo di alcune canoe. L'accensione della foghera ha dato il via ad uno spettacolo piromusicale con milioni di faville che a suon di musica si posavano sulla quiete superficie del grande fiume. Oltre 6.000 gli spettatori accorsi anche da Austria, Germania e Olanda, cui si devono sommare gli abusivi della riva veneta, a riprova di quanto il rito si stia rafforzando nel tempo. E questa sera è la volta dei 1000 pignarui friulani, piccoli, grandi e grandissimi, allestiti alla bene meglio nell'orto di casa o frutto di settimane di lavoro da parte degli appositi comitati. Su tutti svetta il Pignarul Grande di Tarcento, cui è affidato il vaticino ufficiale per l'intera regione. Per esigenze televisive quest'anno si accenderà alle 22 e speriamo corregga, almeno a livello generale, il response di quelli di ieri. La linea ritorna allo studio. Sul Carso triestino